sotto la pioggia eppure da record, innanzitutto per il numero di iscritti oltre 700 considerando le 3 gare e poi per i tempi perché Uda e Lonedo hanno realizzato i nuovi record del percorso. 2 azzurri dunque si sono aggiudicati la 36esima edizione della Corri Treviso Trofeo Lattebusche. Ahmed Uda, 29enne marocchino d'adozione bergamasca e residenza padovana, maglia dell'esercito, ha allungato alla fine del 6° dei 10 giri di gara, staccando Thomas Teste di Assindustria Sport Padova, l'ultimo a cedere alla sua falcata decisa. Applaudita anche da Ruggero Pertile, il grande ex che da tecnico lo sta accompagnando a diventare un maratoneta di rilievo internazionale. Per Uda un tempo finale di 29,39 nei 10 km. Per la prima volta alla Corri Treviso si è corso in meno di 30 minuti. Terzo il bellunese Mihail Sirbu dell'Atletica Vomano. Sono molto contento della mia prova, è stato un importante test in vista dei prossimi obiettivi che mi vedranno al via ai campionati europei ad agosto sulla distanza della maratona, quindi questo era un banco di prova che mi ha dato tanta fiducia e adesso mi aspetta un bel periodo intenso di allenamenti e spero di farmi trovare pronto anche agli europei ad agosto. Sono molto soddisfatto anche perché corro quasi in casa, diciamo, io sono di Venezia, qui sono a Treviso, quindi dai, ci siamo e sono contento di aver gareggiato con i miei amici, contro Ahmed che comunque è un mio compagno di allenamento e sì, sono molto soddisfatto, è stata una bella gara. Come descriveresti il percorso della Corri Treviso? No, è stato un percorso molto tecnico, particolare, però allo stesso tempo ci ha permesso di esprimerci, di poter correre molto forte. È un percorso da 1 chilometro nel pieno centro storico di Treviso con tanto pubblico che ci ha dato tanto tifo per poter correre forte. Sono super soddisfatto perché comunque gli avversari sono sempre più forti, ma anch'io quest'anno sono riuscito a migliorarmi, quindi soddisfatto appunto del lavoro che c'è dietro e di come stanno andando le gare all'inizio stagione, diciamo, perché comunque la stagione è ancora lunga, quindi sono soddisfatto. Quindi bene così. Per la vicentina Lonedo, 29 anni in forza alle Fiamme Oro Padova, arriva il bis del successo ottenuto nel 2022. Un primo giro di lancio spingendo già a fondo sui San Pietrini bagnati, poi Rebecca ha preso progressivamente il largo andando a chiudere i 5 km in 16,19. Seconda Diletta Moressa del gruppo sportivo Recchiella Garfagnana, terza Anna Frigerio di Assindustria Sport Padova. Anche in questo caso si è corso fortissimo, addirittura in 3 sono scese sotto il record della gara che dal 2023 apparteneva a Michela Moretton. È stato un bel test anche perché sto preparando la maratona, quindi in funzione di quella gara mi serviva un po' velocizzare, poi avevo già fatto questa Corri Treviso nel 2022 e diciamo che non me la ricordavo così, però è sempre bello correre qua. È stata una gara sicuramente bellissima, poter correre dietro atleti di questo livello non ha prezzo, per me è una soddisfazione gigantesca. Mi è piaciuta molto, mi sono divertita, il tifo è stato sicuramente d'aiuto e c'erano tante persone che tifavano per me, questo è stato sicuramente bellissimo. È un percorso molto vario, quindi non ci si annoia e poi passare per la Piazza dei Signori è bellissimo, quindi molto bello. La serata in Piazza Duomo era partita alle 20 con la gara Open, un trionfo per l'ex azzurro Paolo Zanatta di Treviso Atletica, per la prima volta impegnato nella prova Open aperta a tutti dopo le 3 vittorie ottenute nella Corri Treviso dei Big tra il 2013 e il 2021. Ho provato a fare la gara Open perché sono dal rientro da un lungo infortunio, quindi la preparazione non è ottimale e quindi per me era un test. Dopo una microfrattura e uno stiramento, un polpaccio, adesso posso dire di essere rientrato, si aumentano i carichi e si prepara di qualcosa di più importante. Tra le donne, primo posto per Mirela Giurgevic dell'Atletica San Biagio in 41 e 43. È sempre l'obiettivo vincere, quindi dai. Comunque è bella come sempre qua in centro e duretta perché comunque è vallonata, però vabbè, sei sempre a Treviso, quindi va bene. Le classifiche a squadre hanno premiato ancora una volta le società Radio Dreams Treviso e H. Robert Running Team. Le canotte rosse della società cittadina hanno primeggiato nel trofeo Lattebusche come società con il più alto numero di iscritti, 44, mentre il club di Povegliano ha vinto il Gran Premio Maxi, basato sulla somma delle migliori 10 prestazioni cronometriche, di cui almeno 3 femminili. Numerose le autorità
presenti prima e dopo le gare, chi ad assistere alla manifestazione, chi direttamente impegnato a correrla. C'erano il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, il consigliere regionale del Veneto Paolo Galeano, Don Marco Carletto di Atletica Vaticana, il presidente del comitato provinciale FIDAL di Treviso, Oddone Tubia, e tante aziende, a partire da Latte Busche, storico partner di Corri Treviso. Credo che sia doveroso fare i complimenti al presidente Caldato e poi a tutto il comitato organizzativo, ai volontari. È sempre più difficile, cambiano le norme, ma la capacità che ha avuto il direttivo negli anni di adeguarsi, di creare l'entusiasmo in questa competizione e di mettere insieme anche molti aspetti di valore è sicuramente lodevole e va fatto un grande applauso. Una manifestazione che, guardando ai risultati delle iscrizioni, va sempre meglio. Sì, infatti mi sorprende, ci sorprendiamo, vuol dire che lavoriamo bene e continuiamo a lavorare su questa strada, tenere questo impegno e questa dedizione per far sì che sia sempre ogni anno qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Abbiamo già organizzato con altre associazioni Treviso in Rosa, abbiamo collaborato con la DJ10, poi avremo il Treviso Urban Trail a fine settembre, quindi abbiamo molti impegni nell'anno. Lo sport è salute ed è un binomio veramente indissolubile. Noi della Casa di Cura crediamo che sia anche una vera forma di prevenzione, quindi sosteniamo corse come queste proprio per portare il verbo della prevenzione e diffondere sempre più la cultura dei corretti stili di vita e appunto dello sport. Quest'anno abbiamo voluto essere presenti con un mezzo d'epoca, come vedete qui, con la distribuzione per tutti quelli che hanno partecipato alla corsa di un nostro gelato Mondo Natura, dove ci sono realtà come queste vogliamo esserci sicuramente a tutti i costi. Evviva Maxi, evviva la Corri Treviso!